non voglio l'amministrazione comunale dare benvenuti a tutti gli sportivi e benvenuti a questa bellissima manifestazione di sport. Ringraziano il presidente Rinaldi e il comitato regionale della PGC dell'MD Basilicata per aver scelto la nostra città, dando un saluto alle società Moliterno e Rotonda. Si ringraziano le forze dell'ordine per la collaborazione, si avvisano tutti i tifosi di avere un comportamento corretto e sportivo consolo alla manifestazione e ricordano a tutti che gli eventuali danni alla struttura saranno indicati alle società. Poi mi lavoro.
Benvenuti allo stadio comunale Rodolfo Mignone di Lauria per la Supercoppa tra la squadra che ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza, ovvero il Moliterno, e quella che ha vinto la Coppa Italia di Promozione, ovvero il Rotonda. Si gioca qui un impianto con il sintetico inaugurato da pochissimo tempo, e allora noi andiamo subito a leggere le formazioni. Andiamo a leggere subito quella del Moliterno che schiera tra i pali Fittipaldi, poi i terzini sono Marchesano, Francesco e Puoli, Iodice e Ietto i due centrali, Spinelli play basso, Albini a centrocampo assieme a Ielpo, poi Mastroberti largo a sinistra, a destra Santucci, prima punta Picariello, in panchina De Sena il brasiliano, poi Alessandro Marchesano, Perpignano, Milano, Lauria, con il numero 17 Panella, e poi Araianu, ragazzo classe 2000, ragazzo rumeno. Poi dall'altra parte invece passiamo alla formazione del Rotonda che invece schiera con il numero 1 Barilaro, poi i due terzini sono Raiola e Storino, difensori centrali Fiore e Vitritti, a centrocampo Capasso De Simone Lombardi, Cantisani largo a destra, a sinistra Melella, prima punta Cristaldi, in panchina Marco Dingianna, Matteo Dingianna, Cersosimo, D'Amore, Saniang, il Gambiano e Rubino. Gli arbitri dell'incontro sono con il numero 1, ovvero l'arbitro il signor Romanelli di Venosa, l'assistente numero 1 Cappiello di Matera, l'assistente numero 2 Martinelli di Matera. Allora siamo pronti a raccontare questa gara con il Rotonda che attaccherà con la maglia granata da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Tutto pronto, maglia invece giallo fluo, riporti azzurri per il Moliterno che ha vinto contro il Real Senise la finale di Eccellenza, mentre in promozione Rotonda che batte Ferrandina ai calci di rigore. Si parte in questo momento. Allora, primo pallone giocato dalla formazione del Rotonda, palla verso Luca Cantisani, la giocata subito di Cantisani che è tornato nella Rotonda dopo la stagione scorsa con il Real Senise. Tra l'altro con il Real Senise l'anno scorso aveva vinto la Coppa Italia di Promozione, non riuscendo però a vincere la Supercoppa. Trionfo l'anno scorso per la Vulture di Rio Nero, squadra che poi ha vinto il campionato di Serie D, è andata a giocare, quest'anno gioca in Serie D e lotta per salvarsi. Subito il pallone buono per il gol dell'1-0 siglato da Gennaro Cristaldi, anzi scusate, da Cristian Santucci, che riesce a infilarsi alle spalle di tutti quanti a insaccare in rete, la rete dell'1-0 per il Moliterno. Vantaggio quindi per la squadra di mister Franco Masullo con Cristian Santucci. Buono il passaggio all'interno dell'area di rigore, con il sinistro riesce a deviare la traiettoria il numero 9 Cristian Santucci che ha segnato 14 reti in campionato. Ha giocato l'anno scorso in Campania, quest'anno il classe 86. Veste la maglia del Moliterno e segna la rete dell'1-0. Con le proteste da parte dei giocatori del Rotonda, credo per un fuorigioco sul pallone ceduto da Mastroberti all'interno dell'area di rigore. Suo l'assist per il gol del vantaggio del Moliterno, e allora riparte il Rotonda. Dopo poco più di un giro di lancette è arrivato il gol del vantaggio del Moliterno. Luca Cantisani, palla verso il numero 2 Andrea Storino, la palla termina fuori, intanto a muso duro colpo di testa per Cantisani. Poi con il numero 9 Cristaldi
c'è il fallo a centrocampo su Beppe Capasso, calcio di punizione per il Rotonda, fischiato da Romaniello di Venosa. Calcio di punizione quindi per i Granata, subito battuto ma bisogna ripetere. Allora si attende, andiamo a ricordare come sono andate a finire le due finali. Abbiamo già detto del Moliterno che ha battuto 5-2 il Real Senisi, anche lì grande Santucci, per lui tripletta. Mentre per quanto riguarda la finale di promozione, Rotonda Ferrandina dopo l'1-1 firmato Gallitelli per il Ferrandina, subito dopo l'inizio del secondo tempo Melella aveva pareggiato. 5-4 i calci di rigore, fatali gli errori di Grieco e D'Angelo, fuori Grieco, alto D'Angelo, hanno portato poi, nonostante l'errore del terzino Andrea Storino dal dischetto, la coppa alla Rotonda. Squadre che sono bene o male equidistanti dal posto della finale, si gioca a Lauria, tra l'altro posto molto caro a Masullo che è qui con il Ruggero Valdiano, giocato diversi anni, ha allenato diversi anni in eccellenza. Il fallo sul versante sinistro da parte di Donato Melella, cioè il calcio di punizione per il Moliterno. Passati i primi 4 minuti. Rinvio dal fondo affidato ad Angelo Fittipaldi, altro fedelissimo di Masullo, anche, o meglio, lui è stato soprattutto un'istituzione a Moliterno, perché è un fedelissimo di Masullo. Ci sono giocatori che sono fedelissimi di Masullo che è abituato a portare dei blocchi importanti, squadre che allena, infatti diversi giocatori erano impegnati l'anno scorso con squadra dove allenava appunto Franco Masullo, che è il Valdiano, che nulla a che fare col vecchio Ruggero Lauria. Palla che viene messa in mezzo, scavalca Cristaldi, termina fuori. Ricordiamo in diretta su LND Basilicata Channel, gara di Supercoppa. Il rinvio di Angelo Fittipaldi. Cantisani con una spalla. Cantisani che è anche capitano del Rotonda. Lascia l'incombenza ad Andrea Storino. Da subito da Carlo Fiore c'è l'intervento in chiusura di Riccardo Picariello. Palla che non riesce a deviare Gennaro Cristaldi, allora sfera che va da Angelo Fittipaldi, tranquillo l'estremo difensore a gestire questo pallone, la palla lunga, 2-4-3-3 intanto per andare a ricordare gli schieramenti tattici. Occhio a destra, ancora velocissimo il Moliterno, ha provato a metterla dentro il numero 7 Andrea Puoli, il terzino si è sovrapposto, ha trovato un buon calcio d'angolo. Su quella corsia è arrivato il passaggio di Mastroberti, che poi con la deviazione sotto porta di Cristian Santucci ha portato al gol squadra della Moliterno, squadra della zona del Valdagri. Calcio d'angolo affidato a Rocco Mastroberti. Anzi, forse è un calcio di punizione sulla bandierina, che poi è stata battuta la punizione a Francesco De Simone. E ora la rimessa laterale per la formazione della Rotonda. Mastroberti non passa, palla che sfila fondo campo. Barilaro,
prima intenzione il pallone recuperato da Picariello, poi Mastroberti gli ruba la sfera Lombardi, ancora Rotonda, buona la giocata da parte di De Simone, il play basso, De Simone partito, allarga il gioco, scoderata in mezzo in direzione Cristaldi, buono il break del Moliterno. È partito Mastroberti, tenuto per la maglietta, netto il fallo e il giallo per il numero 5 Carlo Fiore. Carlo Fiore, campano di Mugnano di Napoli, ex D e anche C2, 13 presenze per lui, partito dalla primavera del Napoli. Carlo Fiore, che ha commesso fallo, è stato ammonito. Palla lunga, ancora un buon pallone in mezzo, attenzione perché potrebbe arrivare il giallo per Picariello, infatti ammonito Picariello per simulazione. Secondo giallo, uno dietro l'altro, dopo Fiore per il Rotonda è arrivato il giallo anche per Riccardo Picariello. Picariello, che è stato ammonito, si è tuffato secondo il direttore di gara, che era comunque abbastanza distante dall'azione. Comunque anche da questa posizione ci è sembrata netta la simulazione dell'attaccante, anche lui campano, Riccardo Picariello. D'altronde qui siamo in mezzo a 3 regioni, su la Campania, giù la Calabria, quindi diversi giocatori del Rotonda vengono, molti hanno giocato in Calabria, ad esempio nel Castrovillari, mentre su più probabile trovare giocatori campani. Tanto è partito il numero 7 Andrea Puoli, si propone molto spesso lì a destra, gioca cercando sempre il fondo. Fiore, Storino, palla che Cristaldi prova a controllare, buono la chiusura da parte di Francesco Marchesano. Con il numero 2 Storino, poi il pallone lungo dalle parti di Barilaro che si porta il pallone all'interno dell'area, va a giocarla vicino, compagno di squadra, Rotonda che riparte sull'out di sinistra con Melella, ancora Melella, vince 2 contrasti, non riesce però a spuntarla sul numero 5 Giuseppe Spinelli, prova a dare ordine Mastroberti, riparte dalla difesa il Moliterno con Ietto. Sbaglia il lancio lungo. Intanto dobbiamo assolutamente sottolineare la buona presenza di pubblico qui a Lauria. Alla vostra sinistra i tifosi del Moliterno, alla vostra destra quelli della Rotonda, che hanno popolato la tribuna poco capiente, poco più di 800 persone potevano accedere qui per questa finalissima, in un impianto, come dicevamo, che ha un terreno di gioco in sintetico nuovo, si giocava sulla terra battuta fino a poco tempo fa, intitolato a un uomo che ha fatto grande Lauria, ovvero Rodolfo Mignone, imprenditore con attività sia qui in Basilicata sia fuori dal territorio regionale, è stato davvero molto importante, un padre qui a Lauria. Difatti è stato nelle dirigenze le diverse squadre della città potentina. Intanto torniamo a raccontare la partita con Mastroberti che fa scomparire il pallone, ci prova di nuovo, arriva il break da parte della Rotonda con Capasso che mette il pallone sui piedi di Melella, Melella cerca lo spazio per il tiro, la conclusione smorzata, facile preda di Fittipaldi. Con le mani Fittipaldi mette subito in movimento Puoli, Mastroberti di spalle, non vede partire il pallone, allora Raiola. Palla che termina fuori, ultimo tocco di Giuseppe Raiola, rimessa laterale per il rossoblu, oggi in maglia giallo fluo del Moliterno.
Siamo nei pressi del quarto d'ora, 12 minuti, 20 secondi al nostro cronometro, come potete vedere in grafica. Palla lunga verso Mastroberti che spizza di testa, cerca vicino a lui Picariello, ancora Mastroberti, buono il pallone a sinistra per Jelpo. Poi occhio alla conclusione di Santucci, buona la parata di Barilaro e poi riesce a salvarsi la squadra della Rotonda, la squadra di mister Enrico Mazza. Battuta la rimessa, non riesce a passare Picariello, chiede indicazioni al mister Franco Masullo. Palla nel cerchio di centrocampo, Ietto, palla a destra per Puoli, solita sgroppata di Puoli che questa volta decide di crossare non dal fondo ma prima. Palla recuperata dalla Rotonda, Melella, poi Capasso, c'è il fallo su Capasso, se ne avvede il direttore di gara, il signor Romaniello della sezione di Venosa. Calcio di punizione subito battuto dalla Rotonda. Fiore, il passaggio morbido viene intercettato da un giocatore del Moliterno, arriva il fallo, fischia con qualche secondo di ritardo il direttore di gara. Fallo sul numero 2 Gianvito Iodice, calcio di punizione. Rocco Mastroberti, De Simone, poi Spinelli, sbaglia il passaggio in verticale. Melella prova a servire Capasso, fischia il direttore di gara, c'è stato un controllo credo con la mano da parte di Riccardo Picariello. Allora può ripartire a destra il Rotonda, molto ficcante il Moliterno in questi primi 15 minuti. Rotonda che cerca di trovare spazio lì davanti ma non concede molto la difesa del Moliterno. Chiamato in causa Angelo Fittipaldi con tiri assolutamente innocui, ma vediamo questa azione che si sviluppa a sinistra con il pallone in mezzo di Raiola, Cantisani anticipato da Angelo Fittipaldi, c'è il fuorigioco segnalato dall'assistente numero 1, ovvero Cappiello di Matera. Calcio di punizione per il Moliterno. Controlla Vitritti, poi De Simone, palla verso Cantisani in area di rigore, Cantisani calcia con un piede quasi da calcio a 5, Angelo Fittipaldi riesce a deviare il pallone. Buona occasione qui per il Rotonda al minuto numero 16 con l'ottima iniziativa da parte di De Simone, palla verso Cantisani. Cantisani che anche quest'anno non ha fatto mancare le reti alla sua squadra. Rotonda che disputerà settimana prossima la finale playoff con la Fides Scalera in trasferta, gara unica, per cercare di andare in eccellenza. E per Cantisani, qualora ci riuscisse, sarebbe la seconda promozione consecutiva dopo l'anno scorso, l'abbiamo già detto, con i bianconeri del Real Senise. Real Senise che quest'anno milita appunto nel campionato di eccellenza. Palla lungolinea verso Mastroberti, buona la protezione del pallone da parte di Fiore, ancora il Campano di testa, un po' scomodo, ci arriva comunque Barilaro, facile per lui. Barilaro che ha un fratello che gioca in Serie C all'Ancona, tra l'altro famiglia di sportivi quella dei Barilaro. Francesco Barilaro
ex Siderno Dellese, fratello gemello Aurelio gioca in C ad Ancona, il padre Rocco fa il preparatore dei portieri alla Laureana, quindi calcio che si respira ogni giorno in famiglia per il portiere. Tra l'altro credo che i tre siano stati insieme nella Gioiese qualche anno fa, la squadra bianco-viola calabrese. Riparte il Rotonda, intanto il sole si nasconde, quindi torna l'ombra qui al Mignone di Lauria. Fiore, buono il controllo col petto di Cristaldi. Cantisani con il numero 2 Storino. La scivolata regolare perché va sul pallone da parte di Elpo. Cristaldi di petto, buono il recupero della Moliterno, il rinvio di Angelo Fittipaldi, cerca a lungo Santucci. Albini, poi prova a crossare Andrea Puoli, ci prova sempre col destro Puoli, questa volta fuori misura il cross. Fondamentale in questi primi 20 minuti il ruolo del terzino destro, che si lascia un po' magari scoperta anche se a gamba, quindi fino a questo momento ha chiuso sempre bene su Melella, che ora tocca il pallone, però si sta proponendo davvero molto bene lì a destra, creando non pochi problemi alla formazione di mister Enrico Mazza. Picariello di prima, forse con troppa fretta, verso Santucci, autore del gol, che ora commette fallo, calcio di punizione in favore del Rotonda. Siamo al 20° minuto, quasi a cavallo della metà del primo tempo. 1-0 per il Moliterno, decide dopo 1 minuto e mezzo Santucci. Gira il pallone in Rotonda, va ancora da Melella, prova il tiro in porta Melella, facile per Angelo Fittipaldi, conclusione un po' pretenziosa con il destro da parte di Angelo Melella, di Donato Melella, scusate, il numero 11. Ancora Rotonda, buono il pallone a destra, il colpo di testa in chiusura da parte di Iodice. De Simone, Vitritti, Melella, alza la testa, cerca dall'altra parte Cantisani, buono lo stop di Cantisani con l'esterno del piede. Quel pallone lungo linea, c'è il fuorigioco, è stato Martinelli di Matera ad alzare la bandierina, c'è il calcio di punizione, si riparte allora Rotonda che prova a ricostruire. Melella fallisce lo stop, regala il pallone al Moliterno. Ietto, Marchesano, dobbiamo rivedere un po' l'impianto di gioco che avevamo annunciato all'inizio, c'era stato detto dalla panchina del Moliterno. Marchesano sta giocando centrale con Ietto e invece Iodice a fare il terzino a sinistra. La giocata di Iodice viene steso da Cantisani a dare la mano all'avversario. Luca Cantisani rimane però fuori dal terreno di gioco
Arriva ora stretta di mano tra i due, immortalata dalle nostre telecamere, sempre 1-0 qui a Lauria. Nulla di grave per Gianvito Iodice. Pallone profondo, troppo però, direttamente su Francesco Barilaro. Palla a destra per Storino. Poi Fiore, palla centrale per il numero 4 De Simone. Ancora Rotonda. Occhio alle scintille qui tra il numero 9 Gennaro Cristaldi e Michele Albini, ammoniti entrambi. 2 ammonizioni, quindi una per parte. Ammonito il centrocampista Michele Albini e l'attaccante Gennaro Cristaldi della Rotonda. Calcio di punizione per i ragazzi di mister Franco Masullo. Alza la testa Ietto, palla recuperata dalla Rotonda, poi perde la sfera, se la porta oltre la linea laterale. Gianvito Iodice, rimessa per la squadra della Rotonda. Mastroberti, il tocco, buono il pallone per il numero 9 Santucci. Palla di ritorno per Mastroberti che può mettere il mezzo con il sinistro, dall'altra parte Picariello aggancia, può scaricare su Albini, intervento in chiusura di Capasso. Albini ritorna sul pallone, poi la conclusione dalla distanza, calcia a male. Andrea Puoli, palla alta sulla traversa. Come avete potuto notare, anche pochissimi giovani in campo, non c'è l'obbligo degli under qui per la Supercoppa, quindi squadre che hanno rafforzato l'11 titolare con giocatori più grandi. Tanto Storino, palla lunga, colpo di testa, chiusura di un giocatore della formazione della Moliterno. Ancora Storino, regolare l'intervento del terzino che supera anche un altro avversario. Storino può mettere il pallone in mezzo e allora non rischia con il numero 7 Andrea Puoli che mette nei pressi del calcio d'angolo. Palla recuperata da Melella che sposta il pallone a sinistra per il numero 8 Capasso. Palla gira, va dall'altra parte dove c'è Storino, Storino verso Cantisani, Cantisani può calciare col sinistro, arriva a rimorchio Santucci che nega la conclusione al numero 11, anzi al numero 10, poi arriva il giallo per Francesco De Simone che è andato di forza su Romanielli, scusate, di Vienosa. Per protesta il giallo nei confronti del numero 4 Francesco De Simone. Ex giocatore del Trebisacce e come detto uno dei giocatori che viene dalla vicina Calabria. Trebisacce è uno dei comuni sulla costa dopo la Basilicata. Parliamo in quel caso di Ionio, non di Tirreno. Intanto si gioca in questo calcio di punizione. Palla che arriva in zona coperta da Mastroberti. Regolare l'intervento di Mastroberti. Palla in mezzo, la palla che viene deviata forse da Picariello, forse da Santucci, ma è Picariello a segnare la zampata. Grandi proteste della Rotonda intanto per il giocatore che era rimasto a terra, ovvero Storino.
2-0 Moliterno, un gol simile al primo, è arrivato solo dall'altra parte. Intanto gli applausi ironici e di protesta da parte di Cantisani nei confronti proprio di Rocco Mastroberti. Gara che è stata comunque in questi primi minuti abbastanza nervosa e continua a esserlo, soprattutto dopo il gol del 2-0. Il nodo è che Mastroberti con Storino a terra non ha messo il pallone fuori, ma l'ha messa in mezzo, dove ha trovato poi il gol di Picariello. E allora arriva il 2-0 per il Moliterno, il gol arriva al 27° minuto. Rotonda sotto di 2 gol, questo contestato soprattutto da Cantisani, dal capitano. Mastroberti è partito, ancora Mastroberti, palla a sinistra, Santucci, poi la palla per Picariello che spara alto sulla traversa, occasione per rimpinguare il punteggio per il Moliterno al minuto numero 29. Occasione avuta sui piedi di Picariello, che non è riuscito a deviare la palla. Ancora una volta il grande suggeritore è sempre Rocco Mastroberti. Dicevamo 2 gol abbastanza simili, arrivati però da 2 versanti opposti. Da destra, pallone messo in mezzo, la zampata all'interno dell'area piccola di Santucci per il primo. Il palo è sempre quello, il secondo in occasione del primo gol, il primo in occasione del secondo. Intanto Mastroberti di forza vince il contrasto, Mastroberti, la risposta di Barilaro. Ancora il Moliterno, Picariello la sbaglia, allora di testa può provare ad uscire Raiola, ancora Moliterno, ancora Picariello, prova a metterla dentro Raiola con lo stinco, mette fuori, calcio d'angolo. Ora un po' confusa il Rotonda con Mastroberti, grande protagonista, lui che ha vinto soprattutto a Potenza l'anno scorso con la maglia del Satriano, squadra della sua città. Rocco Mastroberti che ha messo a segno quest'oggi 2 assist, uno più prezioso dell'altro. Grande visione di gioco, aperto molto bene sull'azione precedente a sinistra, direzione Cristian Santucci, lui che è un po' uno dei monumenti del calcio dilettantistico lucano. Contestato nell'occasione del secondo gol, lo ripetiamo, da Cantisani per la scelta di aver continuato a giocare. Ma seguiamo questo calcio d'angolo con il pallone all'interno dell'area di rigore, facile per Barilaro che si sta superando, almeno 3 parate davvero importanti del portiere giovane, classe 94. Ha fatto vedere grandi cose fino a questo momento, se ne parlava già bene in Calabria. Intanto Rocco Mastroberti tiene il pallone, su di lui Cantisani, ancora Mastroberti, solita corsia, riesce a superare proteggendo il pallone il numero 5 Carlo Fiore, che poi mette la palla in corner. Calcio d'angolo ancora per il Moliterno, che ora sta facendo la partita. Mastroberti, c'è un giocatore a terra all'interno dell'area di rigore, si tratta del numero 5 Carlo Fiore. A terra Fiore, non sappiamo se ci sono stati degli scontri all'interno dell'area di rigore, stavamo seguendo il corner di Mastroberti, richiesto il parere dell'assistente, il numero 2 Martinelli di Matera.
gioco fermo, ma lo ripetiamo, gara abbastanza attesa. Si può battere il corner, ancora Mastroberti con il destro all'interno dell'area, Barilari poi può andare con le mani lungo in direzione Massimiliano Lombardi, affrontato da Albini. Lombardi allarga il gioco verso Cantisani, mette giù Cantisani, cede per Cristaldi. Cristaldi prova il lob a cercare Andrea Storino, palla che termina fuori, rimessa dal fondo per il Moliterno. I minuti, 2-0 Moliterno, le reti di Santucci e Picariello. Di Picariello la zampata del secondo gol, giocatore campano. L'anno scorso, anzi quest'anno, è arrivato a dicembre da una squadra dell'Avellinese, città Montella. Intanto si arrabbia ancora Cantisani, la rabbia da parte di Cantisani. Cantisani ammonito solo verbalmente da Josef Romanelli della sezione di Venosa, che dà l'ok per la battuta. Iodice, poi Mastroberti, la giocata vicino per Gianvito Iodice, arriva il raddoppio di Cantisani, rimessa laterale, battuta da Cantisani, la palla rimbalza sull'arbitro, poi Albini può andare per vie centrali. Albini vicino, ha cercato invece di andare a destra da Santucci, Picariello a sinistra, Melella, il colpo di testa a chiudere di Poli, che ora ha accorciato un po' il suo raggio d'azione, più attento alla zona difensiva, all'azione difensiva, con un occhio soprattutto a Donato Melella. De Simone sbaglia e allora Albini col numero 6 Ietto vuole fare tutto da solo, perde il pallone. Lombardi allarga il gioco a destra dove c'è Storino, palla recuperata dal Moliterno. Mastroberti, Cantisani sul suo l'ultimo tocco del capitano della Rotonda, palla che termina fuori. Palla lungolinea, occhio a Cristian Santucci, si tiene il pallone, va verso il corner, raddoppio su Santucci, Mastroberti è libero lì in quella zona di campo, va Mastroberti col destro, trova il corpo di Michele Vetretti, colpito al volto, poi la palla è rimbalzata fuori dopo un'ulteriore deviazione di un giocatore del Moliterno. Vetretti che era subentrato subito dopo l'addio del vecchio tecnico della Rotonda. Sono arrivate le dimissioni poco prima di una gara, lui si è preso carico della squadra e ora dà una mano ad Enrico Mazza a gestire il Rotonda che, l'abbiamo detto, non termina oggi la propria avventura della stagione 2016-2017, ma continuerà con la finale playoff contro la Fides Scalera. Proteste qui per il fallo, a giudicare dalla panchina della Rotonda sul numero 9 Cristaldi. L'arbitro ha lasciato proseguire. Buon lavoro di Ietto col fisico, palla a sinistra per Mastroberti, in mezzo c'è Ietto, Mastroberti d'esterno, la palla termina fuori, arriva la segnalazione dell'assistente numero 2 Martinelli. E allora ci sarà fuori gioco, calcio di punizione per il Rotonda.
Arriva un po' tardiva la segnalazione di Martinelli di Matera, mentre siamo al 37esimo, mancano ancora 8 minuti alla chiusura del primo tempo di marca Moliterno. Albini corcia dietro per un ottimo Antonio Ietto, sta facendo davvero una buona gara, sta neutralizzando Gennaro Cristaldi, ora ha provato anche a proporsi dall'altra parte. Raiola, Albini, palla fuori, a terra Giuseppe Raiola, sotto i sostenitori della rotonda. Rotonda che, se non sbagliamo, anche l'anno scorso ha disputato una finale, quella Juniores, persa con l'Oppido Lucano. Si giocava non lontano da qui, a Viggiano. Terra ancora il numero 3, Giuseppe Raiola. Anche lui ex Castrovillari. Già l'anno scorso con la maglia della Rotonda in promozione, segnò l'anno scorso 2 reti. Palla restituita al Moliterno. Fittipaldi. Ietto. Colpetto Picariello per Albini, largo a sinistra Mastroberti, riesce a passare Albini, ancora il centrocampista, poi è bravo a far scomparire il pallone Lombardi, non c'è il fallo su di lui, grandi proteste della Rotonda, palla a sinistra per Mastroberti, si sovrappone Iodice, però è bravo a chiudere col numero 5 Carlo Fiore. Poi palla spazzata che finisce oltre la linea laterale da Andrea Storino. Cristaldi. Non passa il pallone ancora, un anticipo da campione di Antonio Ietto. Sbaglia però poi il passaggio di impostazione. Fiore. Palla verso Cantisani, si sovrappone Storino, Cantisani 1-2 con Lombardi, fa girare bene il pallone il Rotonda. Cantisani, 2 su di lui, Cantisani prova a passare dal lato destro, riesce sia la prima volta che la seconda, palla in mezzo verso Cristaldi, allontana Andrea Puoli, palla che termina fuori, rimessa laterale per il Rotonda. Andrea Storino da Carlo Fiore, De Simone, Melella si sta facendo vedere poco lì a sinistra, buono il primo impatto, i primi 5-10 minuti di Melella, poi scomparso un po' dai radar. Santucci, la palla non arriva a Picariello e allora Lombardi riesce a resistere alla carica di Santucci. Fischia il direttore di gara. Intanto c'è una sostituzione. Stavamo cercando di capire che cosa chiamasse il Rotonda, perché c'è un giocatore che è uscito già dal campo, il giocatore che sta per entrare è il numero 15 Nicolas D'Amore. È un terzino al suo posto, al posto di D'Amore, che entra in campo fuori Giuseppe Raiola.
probabilmente si è fatto male nello scontro Raiola, quindi dentro con il numero 15 come detto D'Amore. Classe 97, palla all'interno dell'area di rigore, Ietto con Mastroberti, D'Amore tocca il suo primo pallone, poi Cristaldi, la palla di Albini allontanata poi da Puoli. È partito Santucci e da solo però cerca il sostegno dei compagni, si incarta, palla che termina fuori, qualche fischio per lui dalle tribune. Ultimi 2 minuti di gioco, 43 quasi al nostro cronometro. E allora si sposta a sinistra Storino, a destra D'Amore. Questa è la scelta da parte di Enrico Mazza. Melella. Cristaldi manda in bianco un avversario, però non riesce a superare anche Spinelli. Si lotta sul pallone, bravissimo Lombardi a strapparlo a un avversario, poi il fallo su Ietto, calcio di punizione per il Moliterno. Il fallo è stato commesso da Massimiliano Lombardi. Prima mezz'ora di fuoco, poi nell'ultimo quarto d'ora i ritmi si sono leggermente abbassati, non abbiamo più visto una grande partita, forse anche un po' di nervosismo, soprattutto dopo il secondo gol sono arrivate un paio di occasioni del Moliterno che ha sfruttato un momento un po' di confusione della Rotonda che invece poi ha recuperato lucidità mentale. Milella riesce a passare, Milella cerca il fondo, la chiusura da parte di Michele Vitritti che evita anche la rimessa laterale, la conquista dopo con pallone messo fuori da Albini. Fiore, palla lunga in direzione Cristaldi, Cristaldi riesce a calciare, palla che termina alta sulla traversa, si riprenderà con una rimessa dal fondo. Siamo quasi alla chiusura di questo primo tempo, non siamo riusciti a vedere quanto l'arbitro ha segnato di recupero, il signor Romanielli di Venosa. Colpo di testa qui da parte di Fiore, palla messa fuori. Più che il contrasto con Santucci, per Fiore soprattutto la botta del pallone sul viso. Rimessa laterale per il Moliterno. Almeno un paio di minuti di recupero ci saranno, perché soprattutto in occasione del primo, ma più sul secondo gol, ci sono state le proteste da parte dei giocatori della Rotonda che hanno comportato qualche secondo in più di pausa. Tanto la giocata di Carlo Fiore che riesce a superare 2 avversari. Ora attenzione, ammonito Albini, c'è il doppio giallo, l'espulsione per Albini. Espulso Michele Albini, Moliterno in 10 e lo sarà per tutto il secondo tempo. Il secondo fallo è stato netto. Il direttore di gara, il signor Romanelli di Venosa. 2 ammonizioni, giallo, doppio giallo, il rosso per Michele Albini. Fuori uno dei giocatori di maggiore esperienza del Moliterno, Albini, che è una delle colonne di questa squadra. Costretto ad uscire dal campo.
lui con Pietro Mastrangelo, che però oggi è assente, tra i giocatori di maggior prestigio del Moliterno, più che altro perché hanno vestito per tanti anni la maglia rosso-blu. Calcio di punizione per il Rotonda. Siamo già oltre 2 minuti e mezzo rispetto al 45esimo. Si è perso ancora tempo per l'espulsione di Michele Albini. Doppia munizione per lui. Rosso. Arrivano gli applausi da parte del pubblico, ovviamente molto affezionato al centrocampista, pubblico di fede rosso-blu. Palla messa all'interno dell'area di rigore, la palla scivola sul secondo palo, arriva alle spalle Angelo Fittipaldi che blocca il pallone. Pronto al rinvio Fittipaldi. Riconquistato il pallone da Adamore, con il numero 4 di Simone, si distende a sinistra Storino, palla verso Cristaldi, tenuto a guardia da Spinelli, c'è il fallo, il calcio di punizione, mentre siamo quasi nel quarto minuto di recupero. Occhio al numero 6 Vitretti, allarga il gioco, poi Fiore dentro, la palla rimbalza come in un flipper. Cristaldi prova a inserirsi, c'è la deviazione, vediamo di chi è il pallone, ma arriva prima di questa rimessa o calcio d'angolo. Il fischio finale del primo tempo, 2-0 Moliterno, le reti di Santucci al primo minuto e mezzo. Poi al 27esimo il gol del 2-0 del Moliterno con Picariello, grandi proteste della Rotonda, Moliterno che ha avuto è stato espulso un giocatore del Moliterno nel finale, ovvero Michele Albini. Moliterno che giocherà ora in 10 il secondo tempo. Allora noi chiudiamo il collegamento, ci risentiamo fra qualche minuto per la ripresa della Supercoppa regionale. In campo, come detto, Moliterno e Rotonda.
E allora pronti a raccontare questo secondo tempo, 2-0 Moliterno nella prima frazione. I gol, il primo c'è stato un dibattito perché il tiro è stato di Picariello e forse c'è stata la deviazione, ma dalle immagini le abbiamo riviste non sembra esserci, quindi non assegniamo il gol a Santucci ma lo diamo a Picariello, per lui doppietta, mentre sul secondo gol anche lì abbastanza nebulosa l'interpretazione, con l'intervento sul pallone del numero 5 Carlo Fiore. Alla fine l'ultimo tocco ci sembra di Picariello, quindi per il momento diamo la doppietta all'attaccante campano e si riparte in questo momento con il Moliterno da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Dovrebbero essere stati riconfermati gli 11 delle due squadre, quindi Rotonda con Storino che è passato a destra, a sinistra c'è D'Amore, Barilaro, poi in porta i due centrali sono Fiore e Vitretti, a centrocampo Capasso e Lombardi, il play è De Simone, largo Cantisani a destra, a sinistra Melella, di prima punta Cristaldi, dall'altra parte invece Fittipaldi in porta, i centrali sono Ietto e Marchesano, Iodice e Puoli, due terzini, a centrocampo Spinelli, Ielpo e Albini espulso, quindi non c'è, gioca in 10 il Moliterno, Mastroberti a suggerire Picariello con Santucci. Vitretti, palla vicina per il numero 4 De Simone, a sinistra in direzione Storino. Poi Cristaldi, Fiore, De Simone, non riesce a servire il compagno Cristaldi, palla allontanata dal Moliterno che sembra voler impostare con le ripartenze questo secondo tempo per cercare di gestire il vantaggio. Grande prova nella prima frazione per Antonio Ietto, il difensore centrale, ex Valdiano, in promozione con il Sassano. Tanto buono il pallone, buona l'idea da parte di Giuseppe Capasso che ha provato a servire D'Amore. Palla lunga, torna a giocarla il Moliterno. Primo tempo caratterizzato anche un po' di nervosismo, secondo gol che è nato da un recupero palla di Mastroberti. È andato a terra il numero 2 Storino, ha continuato a giocare il numero 10 della formazione del Moliterno. È arrivato il passaggio in mezzo, la deviazione prima da parte di Fiore, poi di Picariello, il gol con le proteste della Rotonda per aver messo il pallone fuori nei confronti di Mastroberti. Buono il pallone filtrante da parte di Lombardi in direzione Cristaldi, palla fuori e allora il pressing della Rotonda. Prova a cercare il gol per tornare sulle tracce del Moliterno, palla in mezzo, Melella, poi la deviazione, due volte il giocatore della formazione del Moliterno, c'è il rosso diretto sul numero 6 Antonio Ietto che si è posizionato sul pallone. Qui da capire anche il regolamento sull'interpretazione della occasione netta da gol. D'altronde Ietto ha respinto il pallone con un braccio e allora giocherà in 9 il Moliterno. Espulsione di Ietto, calcio di rigore per il Rotonda che può rimettersi in carreggiata. Sul pallone De Simone. De Simone contro Fittipaldi. Tutto pronto, parte De Simone con il destro, la palla alta sulla traversa, errore di De Simone, si rimane sul 2-0.
anche da parte del centrocampista. Rimessa dal fondo, abbracciato De Simone dal numero 8 Capasso, palla sparata oltre la traversa, non lontano comunque dallo specchio della porta. Intanto è il momento di un cambio, ovviamente deve sistemare qualcosa Franco Masullo dopo la seconda espulsione, quella di Ietto, come detto uno dei migliori in campo fino a questo momento. È pronto a subentrare con il numero 13 Alessandro Marchesano, un difensore. In questo momento si sposta al centro della difesa Gianvito Iodice. Tanto a terra un giocatore, si tratta di Santucci. Pronto ad entrare in campo il numero 13 Alessandro Marchesano. Intanto ci sono le indicazioni prontamente inquadrate dal nostro Nunzio Procacci da parte di Franco Masullo per Rocco Mastroberti. Vediamo ora chi uscirà. Marchesano, che è un difensore centrale, quindi andrebbe a comporre coppia con l'altro marchesano, Francesco. Tanto i giocatori della Rotonda prendono di peso Santucci per rialzarlo. Non è ancora tempo per il cambio e allora prima la rimessa laterale. Rimessa laterale che sarà battuta dal numero 7 Andrea Puoli. Momentaneamente in 8 il Moliterno, palla lungolinea, Picariello, arriva la rimessa laterale per il Rotonda. Vitritti per Fiore, 9 contro 11, rientrato il numero 9 Santucci. D'Amore non passa, palla per Capasso, la conclusione battezzata fuori da Fittipaldi. Santucci sopravanzato da Vitritti. Capasso cerca Melella, buona la chiusura di Spinelli. Ora un po' di difficoltà in avanti ovviamente il Moliterno, anche se è bravo Santucci a riconquistare il pallone. Il fallo da parte di Vitritti, il giallo anche per il difensore centrale. Ammonito anche Vitritti, sono 4 gli ammoniti per il Rotonda: Cristaldi, De Simone, Fiore e Vitritti. Dall'altra parte ammonito Picariello, 2 espulsi, Albini doppia ammonizione e Ietto espulso direttamente sul fallo con il braccio che aveva portato al calcio di rigore sbagliato dalla formazione del Rotonda. Palla sparata in avanti, Picariello, posizione regolare, non riesce a passare su Vitritti, riconquista la sfera Barilaro che cede ad Amore, può avanzare D'Amore, palla verso Cantisani, arriva Mastroberti, passa comunque il Rotonda, l'ultimo tocco è del numero 7
Puoli, proteste da parte del terzino per la decisione di assegnare la rimessa laterale alla Rotonda. È libero a sinistra, lo vede De Simone, si trattava di Storino, poi Cantisani, buono il passaggio in mezzo per Melella che si lascia sfuggire un'occasione d'oro, palla che viene sparata sul tetto dello stadio. Ovviamente Rotonda che deve cercare di capitalizzare il più possibile le occasioni che avrà a disposizione, che saranno di più grazie al doppio vantaggio numerico. Qui sbaglia Lombardi, palla profonda facile per Fittipaldi. Passati i primi 10 minuti di questa ripresa, sempre 2-0 Moliterno, fallisce il calcio di rigore Francesco De Simone, sparando alto, la possibilità di accorciare per il Rotonda. D'Amore, De Simone, Fiore, Vitretti, Storino, ancora un buon pallone per Capasso, riesce a passare il Rotonda, ma c'è il fuorigioco segnalato dal signor Martinelli della sezione di Matera. Calcio di punizione per il Moliterno. Rinvio di Fittipaldi, colpo di testa di Vitretti, Picariello, lungolinea, non ne approfitta Santucci, riparte il Rotonda con Francesco De Simone, Fiore, lungo verso D'Amore, Ielpo, chiuso bene dal giovane D'Amore. Cantisani, il duello con Mastroberti, bravissimo qui Rocco Mastroberti a strappare via il pallone all'avversario. L'intervento di D'Amore è regolare, si lotta in mezzo al campo, poi ultimo tocco da parte di Spinelli, rimessa laterale già battuta dalla Rotonda. Pallone girato, De Simone, andare da solo, largo a destra per Melella, sbaglia De Simone, un paio di errori di lucidità per il centrocampista. Palla recuperata da Storino, ancora la sciabolata all'interno dell'area verso De Simone, fa buona guardia con il numero 4 Marchesano. Poi l'intervento falloso di Cantisani che era già ammonito, infatti sono 5 gli ammoniti per il Rotonda, anche Cantisani l'avevamo saltato, Cantisani che è stato graziato dal direttore di gara. Le proteste anche di Angelo Fittipaldi che dalla porta era andato a protestare contro Romanielli di Venosa. Mastroberti, il tocco che sembrava da qui tenere il pallone in campo, invece la palla ha varcato la linea laterale, sarà rimessa per il Rotonda. Palla giocata su Barilaro, De Simone, gioco che si sviluppa a sinistra dove c'è Storino con il numero 7 Lombardi. De Simone, Fiore, sciabolata chiusa da Spinelli, Vitretti accomoda giù il pallone, serve vicino De Simone, Lombardi, poi Storino chiuso da Picariello che va anche a fare lavoro di sacrificio dietro per contenere le avanzate granate.
Rimessa laterale, Andrea Puoli, lungolinea, colpo di testa da parte di Capasso, poi Cristaldi, bravo a superare il diretto avversario, ancora Cristaldi, cerca il filtrante per Cantisani, anticipato in uscita da Fittipaldi. Quarto d'ora, 2-0 per il Moliterno che tiene lì il Rotonda. Mastroberti col tacco, palla che passa immobile ovviamente Santucci per non andare in fuorigioco, recupera la difesa del Rotonda, Vitritti, De Simone, sinistra si distende Storino, si ferma De Simone, scambio con Melella, ancora Storino, con un po' di difficoltà Capasso, poi Melella che oggi non ha brillato particolarmente. La palla poi è stata sparata lontano dal Moliterno. Fiore, Cantisani, si accentra con il sinistro Cantisani, la palla deviata da un giocatore del Moliterno, ma c'è subito Fittipaldi attento in uscita a bloccare il pallone, frana addosso a un calciatore del Rotonda, regolare l'intervento del portiere. Si rialza Massimiliano Lombardi. Quattro stagioni per lui al Castrovillari, è stato per altre 4 stagioni protagonista nel settore giovanile del Crotone ed è stato anche in prova nella B svedese, nel Sirianska, una brevissima avventura nel nord dell'Europa per il centrocampista dotato di buoni piedi, però l'abbiamo detto, in questa parte di gara all'inizio del secondo tempo qualche errore di lucidità. Capasso, Cristaldi prova ad aggirare la difesa del Moliterno, D'Amore, la palla viene allontanata con un po' di difficoltà dalla retroguardia del Moliterno, in particolare è stato Andrea Puoli a spazzare. Rimessa laterale per il Rotonda, palla girata in direzione Carlo Fiore, ancora la sventagliata all'interno dell'area di rigore, sul secondo palo si avventa sulla sfera Gennaro Cristaldi, la palla termina fuori, non arriva all'appuntamento col pallone l'attaccante. Secondo cambio, anzi il primo cambio, quello posticipato in precedenza, con l'ingresso in campo del numero 13 Alessandro Marchesano. L'avevamo già annunciato una decina di minuti fa, poi ha atteso qualche minuto Franco Masullo, ora è il momento di Alessandro Marchesano. Lascia uno stanco Picariello, l'abbiamo detto, a lui abbiamo assegnato le 2 reti di quest'oggi. Sulla prima non ci è sembrato esserci il tocco di Santucci, poi magari lo chiederemo a fine gara nelle interviste che verranno poi pubblicate sul profilo Facebook della federazione. Intanto sul secondo ci è sembrata la deviazione netta e decisiva dell'attaccante campano. 19° minuto di gioco di questo secondo tempo, 2-0 Moliterno. Rotonda che si è un po' spenta. Fittipaldi, di testa Vitritti, poi De Simone,
Fiore, palla centrale per De Simone, Capasso, Cristaldi, c'è il fallo su Cristaldi, calcio di punizione Rotonda. Ancora Giuseppe Capasso, De Simone, Fiore, De Simone, attende il Moliterno, palla all'interno dell'area di rigore, bravissimo Fittipaldi in uscita, preciso e chirurgico qui sul numero 11 Donato Melella. Rinvio di Fittipaldi, lì davanti non c'è nessuno, anche Mastroberti cerca di tirare un po' il fiato. De Simone, Cantisani, si distende D'Amore a destra, visto da Cantisani, prova ad affrontare Ielpo, D'Amore prova a vincere il duello con Ielpo, c'è il fallo qui, Martinelli lo segnala agitando la bandierina, fallo credo di Ielpo su D'Amore, vediamo cosa decide il direttore di gara. E occhio a una sorta di corner spostato più verso la porta, cross che potrebbe essere fastidioso soprattutto per la presenza di due torri in area come il numero 11 Donato Melella e il numero 6 Michele Vitritti. Batte De Simone, anzi è il numero 7 Lombardi, giocatore che andrà a calciare. Va Lombardi, palla all'interno dell'area di rigore, allontana Santucci, poi Mastroberti conquista una rimessa laterale d'esperienza Rocco Mastroberti. Classe 81, Rocco Mastroberti ne ha viste tante su campi come questo. Cantisani e il numero 5 Spinelli a duello, calcio di punizione per il Rotonda, subito Lombardi, De Simone Lombardi a sinistra per Storino, davanti a lui c'è Santucci, Lombardi cerca Melella, palla sfiora la spalla dell'attaccante, poi viene allontanata la sfera dalla difesa del Moliterno. Vitritti, Lombardi ha spazio, preferisce servire Melella, Melella che riesce a cedere a Cantisani, poi Mastroberti strappa via un altro pallone, regala una magia ai tifosi che lo guardano, poi riesce ad allontanare il Moliterno, giocatore eterno Rocco Mastroberti, la grande giocata, fa passare il pallone col numero 9 Cristaldi, palla ancora per il Rotonda che insiste nella metà campo del Moliterno. Fiore, Ielpo riconquista il possesso per il Moliterno. Cantisani, Lombardi, il lob per Cantisani, alle spalle Cristaldi, arriva la bandierina alta da parte di Martinelli di Matera che segnala il fuorigioco. Ancora pronto qui Fittipaldi in uscita sull'arrivo dalle retrovie di Gennaro Cristaldi. Fiore, De Simone, Storino, prova ad aumentare la pressione il Rotonda. Francesco De Simone per D'Amore,
di prima De Simone, lontana di testa Puoli. Mastroberti, pallone in campo, Mastroberti prova a passare, sulla terzo tentativo non può il centrocampista. De Simone riconquista la sfera. Melella cerca l'1 contro 1, cede a Lombardi. Lombardi dalla distanza sui piedi di un giocatore del Moliterno. Si trattava di Alessandro Marchesano. Ancora il giocatore entrato da poco in campo, Storino. La chiusura molto buona qui da parte di Iodice. Moliterno che ovviamente si mantiene sui 30 metri, molto corta, tanto la giocata di Lombardi, la conclusione Fittipaldi in due tempi, va a recuperare il pallone, occasione qui per il Rotonda, quando siamo al 25esimo minuto. Rotonda che sta avendo qualche difficoltà a creare grattacapi seri a Fittipaldi. I palloni buttati all'interno dell'area sono stati fino a questo momento tutti preda del portiere del Moliterno. De Simone, Fiore, ancora un pallone in mezzo, colpo di testa di Marchesano. Mastroberti è solo in mezzo a 4, Mastroberti allunga la falcata, buono il pallone per Santucci. Santucci prova a portarsi il pallone sul corner. Sarà, credo, calcio d'angolo. Difficile da noi qui avere una visuale perfetta di quell'angolo, anzi rimessa laterale, palla per Mastroberti, ancora Mastroberti, sfugge al diretto avversario, palla all'interno dell'area di rigore, la parata di Barilaro. Riparte la formazione granata, allunga il passo Fiore, palla al centro per Cantisani, vicino a lui Lombardi. Poi Vitretti, anzi Cristaldi, prova la conclusione, schermata subito, si ricompone dietro la formazione del Moliterno. De Simone, a destra per Fiore, pallone ancora messo in mezzo, Marchesano e poi Mastroberti, e da solo nessuno lo accompagna. Partito a destra Iodice, a corsa di Iodice, cerca di attraversare le maglie granata, non riesce però nell'intento. E allora Melella fa sparire il pallone a Iodice. Cantisani, a destra Fiore. Fiore che sta sostituendo D'Amore spesso e volentieri su quel versante, palla in mezzo, di testa non ci arriva o ci arriva male Francesco De Simone. Fittipaldi, palla calciata lontana da Fittipaldi perché è rimasto a terra un giocatore del Moliterno, eccolo inquadrato, si tratta di Gianvito Iodice. Il terzino anche lui ex Valdiano. A Valdiano l'anno scorso i vari Fittipaldi, Ietto, Iodice, Marchesano Alessandro, Spinelli e anche Puoli. Blocco davvero importante, l'abbiamo detto, il tecnico Franco Masullo lavora spesso così. Ci sono anche giocatori che l'hanno seguito, ad esempio qui quando lui era allenatore della Gero Valdiano. La sterzata di D'Amore, scarico in direzione Lombardi, svetta Marchesano, poi Mastroberti, assolutamente uno dei migliori in campo Rocco Mastroberti, non solo per per l'assist più che altro del secondo gol
ma soprattutto per quello che ci ha messo come ingredienti in questa partita. Palla all'interno dell'area di rigore, la conclusione di Cantisani, il miracolo di Fittipaldi. Poi ha fischiato il fuorigioco il direttore di gara, ancora uno strepitoso Angelo Fittipaldi che si è fatto trovare sempre attento. A terra un giocatore del Moliterno. Cerchiamo di riconoscerlo, tra le maglie granata dovrebbe essere Lombardi, infatti è proprio Massimiliano Lombardi il giocatore terminato a terra. Superata la mezz'ora, sempre 2-0 per il Moliterno, tanto continuano a fare festa in tribuna le tifoserie delle due squadre. Come detto, sono parecchie le unità arrivate qui a Lauria per seguire questa gara e ovviamente saranno tante anche quelle che andranno a Scalera per la finale playoff. Mastroberti è in gioco, tenuto da D'Amore, Mastroberti all'interno dell'area di rigore, ancora Mastroberti, la conclusione, Barilaro, qui Mastroberti quasi non ci credeva di avere spazio, errore qui di D'Amore che non ha seguito la linea difensiva. Intanto dall'altra parte si sviluppa il gioco con Cantisani che prova a mettere il pallone in mezzo, ci riesce, la conclusione al volo bella da parte di Capasso, palla alta sulla traversa. C'è stata forse una deviazione, infatti calcio d'angolo, arriva anche il secondo corner ora, deviazione da parte questa del numero 3 Ielpo, palla all'interno dell'area di rigore, il rimbalzo all'interno dell'area del Moliterno, Mastroberti, ancora Mastroberti, Santucci è pronto a destra, la finta Mastroberti per Santucci, regolare la posizione, Santucci, prova lo scavetto, ancora Santucci, 3-0 Moliterno, e ora possiamo assolutamente dare il terzo gol a Santucci dopo averglielo tolto, perché abbiamo visto bene l'azione, il primo di Picariello, gol di Santucci, 3-0, Moliterno che sfrutta al massimo la ripartenza. Mastroberti qui però è tornata dietro con troppa flemma il Rotonda, ha concesso a Mastroberti il tempo di pensare, a Santucci il tempo di proporsi anche con una finta, andare a destra, ha avuto spazio per calciare, provarci la prima volta, respinto il primo tiro da Barilaro, poi sulla seconda conclusione Barilaro fuori causa, è arrivato il tris di Santucci. Moliterno 3, Rotonda 0 e questo potrebbe essere il colpo del KO, mancano ancora 12 minuti più recupero. Rotonda che ha avuto diversi bonus da sfruttare, ha avuto la prima espulsione, quella di Albini, poi la seconda di Ietto, il rigore sbagliato da Francesco De Simone. E anche un paio di occasioni, non ha insistito più di tanto il Rotonda, ha avuto difficoltà soprattutto di impensierire Fittipaldi, anche perché il Moliterno si è difeso bene. Intanto arriva il cambio per il Moliterno, dentro con il numero 14 Lorenzo Perpignano che è un esterno, e andrà a sostituire Santucci. Fuori Santucci, dentro con il numero 14 Perpignano.
cerca la freschezza di Lorenzo Perpignano. Gli applausi intanto per Santucci, autore del terzo gol. Ed eccolo inquadrato Santucci. Santucci che ha messo a segno, lo dicevamo ad inizio telecronaca, 14 gol in campionato con la maglia del Moliterno. Capasso, Lombardi, palla a destra per Fiore, il cross al centro con il destro alto Vitritti. Rinvio di Fittipaldi, mancano circa una decina di minuti alla chiusura della partita. Fallo su Mastroberti che conquista un calcio di punizione. Marchesano, palla verso Perpignano, l'uscita facile per Barilaro. Lombardi, libero a sinistra con il numero 9 Cristaldi, servito, Cristaldi prova a inserirsi all'interno dell'area di rigore, il pallone sul secondo palo, Cantisani, poi non ci arriva per un soffio Vitritti. Ottima possibilità qui per il Rotonda, ma sembra stregata la porta di Fittipaldi. La conclusione della distanza da parte di De Simone, ci prova così il capitano, scusate, il centrocampista. Palla che termina alta sulla traversa. Palla larga a sinistra. Mastroberti ancora Benzina, D'Amore in anticipo, prova a giocarsi la carta astuzia, Mastroberti non passa però sul giovane terzino, anzi conquista una rimessa laterale. Un calcio di punizione, non abbiamo capito bene cosa ha segnato il direttore di gara, credo una rimessa laterale, infatti è così, palla verso Mastroberti. Ancora Mastroberti, posizione regolare, tenuto da D'Amore che poi rinviene sul centrocampista, riesce a sbrogliare. Un po' di confusione, palla che termina fuori, ultimo tocco da parte di Giuseppe Spinelli, che ha fatto da diga lì in mezzo al campo. Col numero 8 Capasso, dall'altra parte Cristaldi, giù Cristaldi, calcio di punizione, fallo da parte di Giovito Iodice. Calcio di punizione battuto, Lombardi, palla recuperata dalla Moliterno. Perpignano perde la sfera, se la va a riprendere su Capasso, commesso fallo il giocatore, intanto giallo per il numero 8 Capasso e il numero 7 Puoli, che allungano la lista degli ammoniti sul taccuino del direttore di gara Romanelli di Venosa. Sei minuti ancora, più recupero, sempre più esigue le speranze della Rotonda nonostante la doppia superiorità numerica. Iodice,
Palla regolare per Spinelli all'interno dell'area di rigore. Spinelli, il miracolo di Barilaro che alza sulla traversa. Protesta in tribuna per la posizione di Giuseppe Spinelli. L'ha detto prima, io se fuori gioco, parti tu. Calcio d'angolo, a grande parata di Barilaro. Corner, giocato corto, Spinelli, ancora Spinelli, tiene lì il pallone, prova a riconquistarlo, diventa una sorta di mischia rugbistica lì in quella zona di campo. Si accendono un po' gli animi, riparte intanto il Rotonda, bravo Barilaro a tenere a freno Spinelli. Intanto Rotonda che riparte con un'ampia superiorità numerica, anche perché Spinelli è rimasto dietro. Cantisani, Fiore, palla all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa ad allontanare da parte di Puoli, tiene il pallone in gioco un calciatore del Moliterno. Due giocatori a terra per il Rotonda, De Simone e Lombardi, calcio di punizione subito battuto. Ora il fallo invece per il Moliterno, fallo conquistato da Gianvito Iodice, calcio di punizione per il Moliterno. Siamo quasi in chiusura, 41 minuti e 30. Fiore, Cantisani, D'Amore, Cristaldi, la sterzata, palla verso Lombardi, l'1-2, Lombardi, l'uscita di Fittipaldi, va a bloccare il pallone. Rinvio da parte di Fittipaldi. Fiore stoppa il pallone, vicino c'è Lombardi, preferisce il pallone profondo che mette in difficoltà Fittipaldi. Ci ha provato dalla distanza, ha centrato anche l'incrocio, però il pallone che è arrivato abbastanza debole. Tra l'altro Lombardi aveva richiamato l'attenzione del difensore centrale per ricevere il pallone e impostare un'azione d'attacco. Invece ha preferito questa soluzione Carlo Fiore. Cristaldi, De Simone, Lombardi, poi D'Amore, ancora Lombardi, il lob per Cantisani. Cantisani cerca il fondo, palla dentro, Melella si gira, calcia col destro, trova sulla sua strada Marchesano. Mastroberti tiene il pallone in campo, questa volta D'Amore d'orgoglio va a riprendersi il pallone dai piedi di Mastroberti. Cantisani con il sinistro, buona la giocata di Cantisani, stop col destro e tiro di sinistro, palla sull'esterno della rete. Un minuto e mezzo più recupero, il recupero dovrebbe essere abbastanza corposo viste le numerose interruzioni. La sbilenca di Fittipaldi, Spinelli non ci arriva, non può arrivarci. De Simone, Cristaldi, a conclusione di Cristaldi, fuori. Sta provando a calciare un po' di più in porta, ora il Rotonda ma è tardi.
Arriva un cambio, il terzo per la formazione del Moliterno con il numero 16, il momento di Giuseppe Lauria. Un solo cambio però fino a questo momento per il Rotonda, cambio forzato, dovuto uscire dal terreno di gioco Raiola nel primo tempo per infortunio al suo posto d'amore, poi non ha cambiato null'altro mister Enrico Mazz. E allora è il momento della standing ovation per Rocco Mastroberti, assolutamente uno dei migliori in campo, giocatore capace di fare la differenza e l'ha fatta anche oggi. Nonostante non abbia segnato gol, ha comunque saputo tenere in mano con sapienza la regia, sfruttando anche l'astuzia che col tempo, lui dicevamo classe 81, si matura, giocatore dalla straordinaria visione di gioco. Lui che era rientrato l'anno scorso a giocare nella sua città, ovvero Satriano, la città dove vive, è convinto dal progetto Moliterno a tornare a spostarsi. Palla che viene colpita di testa da un giocatore del Moliterno, si trattava di Puoli. Poi Cristaldi, mentre siamo abbondantemente oltre il 90esimo, un minuto oltre il 90esimo. Rimessa laterale, dovrebbero essere 5 minuti di recupero. Storino protegge il pallone, va da Barilaro. Fiore con il numero 7 Lombardi, Cantisani, palla in mezzo, allontanata da Iodice. Lombardi, palla dentro dove ormai Vitritti sta facendo da attaccante, da prima punta. Il rinvio di Angelo Fittipaldi, colpo di testa di De Simone. Storino, De Simone, Fiore, dalla distanza Fiore ci riprova, Sibila vicino al palo, alla sinistra di Fittipaldi il pallone. I crampi per Carlo Fiore. Intanto più sommessa la voce dei tifosi della Rotonda, che comunque continuano a sostenere la squadra, a incitare la squadra, mentre fanno festa quelli del Moliterno perché la Supercoppa si avvicina. Via anche il terzo di recupero, eccoli inquadrati i tifosi della Rotonda, tutta la tribuna centrale del Rodolfo Mignone di Lauria. Non riesce a tenere il pallone in campo Ielpo. Fiore, si distende il Rotonda per l'ultimo attacco, la ricerca del gol perlomeno della bandiera, che comunque la formazione oggi in casacca granata meriterebbe. Non ha giocato male il Rotonda, anzi ha fatto vedere anche interessanti trame di gioco. Non è stata coraggiosa quando ha avuto la possibilità di buttarsi anima e corpo dall'altra parte alla ricerca del gol del 2-1 con 2 uomini in più. Non è riuscita a sfruttare questa doppia superiorità numerica, merito sicuramente anche di un Moliterno coreaceo che si è difeso bene, poi ha concesso il terzo gol che ha di fatto segato le gambe ai ragazzi di Enrico Mazz. Con il numero 4 De Simone.
poi Lombardi cerca lo scambio qui con Capasso, c'è il fallo di Marchesano, calcio di punizione. Alessandro Marchesano ha commesso fallo, calcio di punizione che arriva a 30 secondi dalla chiusura della partita, ma probabilmente ci saranno da giocare 30 secondi extra per l'infortunio, i crampi di Carlo Fiore. Sul pallone in 3 c'è Capasso, c'è Lombardi, c'è Melella. Va Lombardi, prova a disegnare un buon pallone, arriva qui la chiusura della partita. Moliterno succede alla Vulture di Rionero nell'albo della Supercoppa regionale, un 3-0 di sacrificio per la squadra di Franco Masullo, che chiude fuori dai playoff la sua avventura in campionato, ma riesce a vincere questa competizione con il Rotonda. Allora arriveranno subito le premiazioni delle due squadre. Noi abbiamo qualche secondo di pausa, giusto qualche secondo, con le immagini che rimarranno però sul campo, giusto qualche secondo, poi torneremo con il commento di questa premiazione. Allora torniamo in cronaca diretta con le premiazioni che a breve verranno effettuate dal comitato regionale della Basilicata. Vediamo già vicino alla coppa il presidente della federazione. E allora andiamo a seguire le immagini del nostro Nunzio Procacci, ecco che si sta componendo il palchetto dove verrà premiato il Moliterno e ovviamente prima i ragazzi della Rotonda. Ripetiamo che il Rotonda dovrà giocare un'altra gara importante fra 7 giorni alla finale di playoff di promozione, giocherà contro la Fides Scalera. Moliterno invece che ha concluso la stagione, Moliterno che è andato anche avanti ovviamente vincendo la Coppa Italia d'Eccellenza nella fase nazionale, ha trovato due grandi squadre, è riuscito a pareggiare 0-0 in casa con l'Altamura, una squadra che ora, anzi da poco fa, ha giocato con il Bitonto, o sta giocando forse ancora con il Bitonto per la finale playoff. Vediamo se riusciamo ad avere anche il risultato di quella gara.
e un Portici che aveva giocatori del calibro di Manzo, Fava Passarò, giocatori importanti. Sconfitta con il Portici, la squadra del Moliterno. Comunque una degna figura per i ragazzi di Franco Masullo, che dopo gli anni del Valdiano, del Ruggero Lauria di Valdiano, è riuscito a portare, Ruggero Valdiano di Lauria è riuscito a portare a casa una coppa proprio su un terreno che conosce bene, la Supercoppa regionale. Allora andiamo a stringere un po', verranno premiati anche i componenti della terna arbitrale, Romanelli di Venosa, Cappiello e Martinelli di Matera, i due assistenti. Tanto arriva la notizia, una notizia da Bitonto, vittoria dell'Altamura 1-0 a Bitonto. Questo ovviamente interessa più la formazione che andrà a disputare la fase nazionale in eccellenza. Ricordiamo che sono ancora in gioco Soccer Lagonegro, Oppido e Real Senise. Le foto di rito intanto per i ragazzi di mister Masullo, poi più tardi scenderemo per ascoltare i protagonisti. Allora, ora è il momento della terna arbitrale che verrà premiata. Il signor Romanelli, Josef Romanelli della sezione di Venosa, ha arbitrato una buona gara, molto incline al giallo, sono diversi i gialli estratti dal taschino, dal direttore di gara di Venosa. È riuscito comunque a tenere in pugno una gara non facile, anche per come si stava sviluppando. E i due assistenti, da una parte Cappiello di Matera, Giuseppe Cappiello di Matera, e Pasquale Martinelli di Matera, il secondo. Allora la premiazione, ci sono altre premiazioni intanto anche alla stazione locale del comando dei Carabinieri, che credo abbia fornito la forza pubblica. Moliterno che quest'anno puntava molto sulla Coppa, poi ha trovato di fronte squadre che hanno speso per 10 volte il budget del Moliterno che ha deciso allora di impegnarsi per la conquista di questo trofeo che ha portato a casa, chiuso il suo percorso in campionato al quinto posto col Grumentum, 51 punti. E allora sarà il presidente del Comitato Regionale Arbitri del CRA a premiare i tre della terna, ovvero Romanelli di Venosa, Cappiello di Matera e Martinelli di Matera. Arriva ora. Per questa premiazione. Un po' rilento, azioni di premiazione, è arrivato il momento della terna. Perdonate le spalle perché siamo dall'altra parte rispetto alla premiazione che ovviamente va verso il pubblico. Tribuna stampa che invece è dall'altra parte rispetto al pubblico. Qualche protesta dalla tribuna popolata dai tifosi della Rotonda. Ci sono stati degli episodi
sui quali hanno protestato i giocatori e la panchina del Rotonda. Foto di rito anche per la terna e ora tocca a Piero Rinaldi premiare la città di Lauria, che è stato teatro di questa sfida. Lo ripetiamo, qui il terreno di gioco è stato rifatto da poco, un sintetico di ultima generazione, un passo importante per la città di Lauria, che doveva molto a Rodolfo Mignone, proprietario tra l'altro di una struttura qui vicino, di un hotel qui vicino, sempre stato vicino alle formazioni di Lauria, ha permesso loro di allenarsi, di mangiare all'hotel, è stato sempre vicino anche perché è stato dirigente di alcune squadre di Lauria che si sono susseguite qui nel tempo. Allora in sua memoria è stato intitolato qui lo stadio Rodolfo Mignone, appunto, di Lauria, un comune che si trova nella striscia di terra che separa la Campania dalla Calabria. Foto di rito anche in questo caso. E ora sarà il momento della seconda arrivata della Rotonda. Rotonda che ha disputato, l'abbiamo già detto, una buona gara, buone le geometrie a centrocampo, soprattutto grazie all'ordine che ha dato Francesco De Simone ai piedi di Massimiliano Lombardi, giocatore da seguire, come abbiamo detto, ha giocato a metà, ha fatto la primavera a Crotone, poi si è trasferito al Castrovillari, altra squadra di Blasone che ha giocato anche Serie C in passato. Dopo i rossoneri è arrivato il passaggio alla Rotonda. Tanto arriva il momento della premiazione per i giocatori della Rotonda, che saranno premiati dall'assessore allo sport di Lauria. Sfilano uno a uno i protagonisti di questa gara. Uno dei primi è stato Cantisani che l'anno scorso è andato a Senise, però giocatore che proprio di Rotonda, breve esperienza lontana da Rotonda, l'ha portato comunque a vincere la Coppa Italia di promozione l'anno scorso col Tursi in finale che si è disputata a Viggiano. Gli applausi molto belli questi dei tifosi del Moliterno agli sconfitti, applausi che arrivano comunque da tutta la tribuna, ma molto più forti dalla zona dei sostenitori del Moliterno. Premiati anche i dirigenti. Ora invece toccherà al sindaco di Lauria ricevere un ulteriore premio. Tanto i ragazzi di mister Masullo si assembrano nei pressi della Coppa. Direi che sugli scudi il trio d'attacco, 2 gol per il campano Riccardo Picariello, un gol
per Santucci e poi la classe di Rocco Mastroberti, l'esperienza di Mastroberti. Torna a vincere un titolo. Mastroberti che ha dato quel quid che serviva al Moliterno per gestire una gara difficile, soprattutto quando è andato in doppia inferiorità numerica, se l'è presa sulle spalle la sua squadra, Rocco Mastroberti, ed è riuscito anche a dare il là per il terzo gol, quello di Santucci. Eccolo inquadrato, Rocco Mastroberti, vicino a lui un altro interprete di questa gara, Andrea Puoli. Gli applausi dei tifosi della Rotonda, anche questi molto belli, valgono quanto una coppa. Una gara maschia è comunque molto sentita come questa. Allora via via tutti i giocatori della squadra, arriva anche Michele Albini, espulso nel primo tempo, uno degli ultimi a essere medagliato. È quasi il momento della coppa. Questa lunga diretta su LND Basilicata Channel, allora andiamo a stringere con l'inquadratura sulla coppa, inquadratura un altro grande protagonista, ovvero Angelo Fittipaldi. Non ha fatto passare nulla quest'oggi il portiere. Vicino a lui, come detto, Albini. Coppa che verrà consegnata dal presidente Piero Rinaldi. Ecco Santucci, Albini, tutti vicino alla coppa. E arriva il momento di alzarla per il Moliterno, squadra da una lunga storia alle spalle. Allora è il momento di alzare la coppa, eccola qui. Il Moliterno è campione della Supercoppa regionale, batte il Rotonda per 3-0 e porta a casa questo trofeo. Vi abbiamo raccontato tutto dall'inizio, dal gol lampo di Picariello fino alla coppa alzata al cielo. Grande festa per i rossoblu oggi in casacca fluo. E allora con queste immagini noi andiamo a chiudere il collegamento, vi diamo appuntamento ad altri appuntamenti sempre in diretta, sempre live su LND Basilicata Channel.